In cucina! In cucina. Se io finì di mangiare e dopo sono venuta fuori e quando sono andata per attaccare il scaldasonno a mio marito mi trovava, ma sarà stata manca 27, sui 7 cosita, sui cassetti. Ruma su cosita e basta. Antonia, 82 anni, è ancora scossa. I ladri hanno visitato la sua abitazione mentre si trovava in casa con il marito novantenne. Per raggiungere il primo piano ed entrare in camera hanno usato anche questa scala che si trovava in un ripostiglio in cortile. Un'azione di pochi minuti, giusto il tempo di arraffare l'oro e i gioielli, comprese le fedi. L'unica consolazione non esserseli trovati davanti. Mio figlio gli ha detto, mamma, a saperda che se tendeva dentro chi era là, può darsi che ti fece capeso. E così. Copione analogo poco distante, subito dopo, sempre in via Bosco a Rovarè di San Biagio. Anche qui in casa ci sono marito e moglie, stanno guardando la televisione in sala, sono circa le 8 della sera. Non sono rimasti in casa più di 20 minuti, perché io alle 8:20 mi sono alzato per ritornare in bagno a farmi la doccia. I ladri stavolta entrano da una finestra sul piano terra e probabilmente si tolgono anche le scarpe per poi dirigersi verso la zona notte. Sul davanzale le tracce del passaggio. In una camera trovano una pistola a scacciacani, in un'altra i gioielli di famiglia. Tutto l'oro che avevo regalato alla moglie quando eravamo fidanzati. È un ricordo e quello fa male più del valore. Devo ringraziare il Signore che anche insieme alla moglie abbiamo detto fortunatamente è andata bene. È andata bene da un lato, è andata bene perché la salute vale più di tutto il resto. Per tutti una notte insonne. A San Biagio è dalla vigilia di Natale che si susseguono colpi compiuti e tentati da Fagarè a Via Madonna. Tra i residenti c'è chi installa o controlla i sistemi antifurto, ma l'allarme è generalizzato. Le zone ormai sono battute tutte quante, non si sa neanche come potersi difendere. Sicuramente la gente ha paura, ma come si difende? Come ci si difende da queste cose qui? Non auguro a nessuno un'esperienza del genere, perché fa male veramente. Non sei più sicuro in casa tua. Entrano come vogliono e fanno quello che vogliono.